Al Rigamonti per Brescia-Livorno Massimo Barchesi. E buon pomeriggio dallo stadio Rigamonti. Cielo grigio, leggera pioggia, un po' di foschia, ma temperatura non fredda, 11 gradi. Questa è la situazione meteo per una partita delicatissima, soprattutto per il Livorno reduce dal terremoto societario di questa settimana, arrivato dopo il pareggio interno contro il Como. Si è dimesso, lo saprete, il presidente Spinelli, così come l'intero consiglio d'amministrazione, e poi c'è stato il cambio alla guida tecnica con il ritorno di Cristian Panucci al posto di Bortolo Muti, che ha chiuso l'avventura sulla panchina degli Amaranto con un bilancio davvero negativo, solo 3 pareggi in 9 partite. Livorno che non vince dal 31 ottobre scorso, 2-0 in casa sul Trapani, e sembrano lontanissimi i tempi in cui i toscani comandavano la classifica. Ricordiamo la partenza sprint con solo vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, tra cui il 3-1 rifilato proprio al Brescia ad Armando Picchi. Poi lentamente è iniziato il crollo che ha portato il Livorno in piena zona play-out con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana, terzultima. Salernitana che, lo ricordiamo, è stata fatale al Brescia nell'ultimo turno di campionato. La formazione di Roberto Boscaglia è però pronta a riprendere la marcia per il consolidamento di un posto nei play-off. Ora il Brescia è quinto insieme al Novara, con il Bari che è davanti di una sola lunghezza, che è ormai nel mirino delle rondinelle, quindi occasione davvero da sfruttare per la squadra di Boscaglia, anche perché, come abbiamo ascoltato, ci sarà lo scontro diretto Pescara-Bari. Ma passiamo alle formazioni, con il Brescia che si schiererà con il 4-2-3-1 come modulo. In porta Minelli, in difesa Camilleri, Lancini, Antonio Caracciolo e Colì, a centrocampo in mediana Mazzitelli e Martinelli, con Kupic e Checo che rientra dopo aver scontato 2 giornate di squalifica, ed Embalo alle spalle di Andrea Caracciolo. 4-3-3 per il Livorno di Cristian Panucci, anche se in panchina va Nicola Tarroni, in quanto Panucci deve scontare un turno di squalifica. Pinsoglio in porta, in difesa Moscati, Borghese, Vergara e Gasbarro, a centrocampo Jelenic, Schiavone, Luci in attacco, Baiusci vantaggiato, e il neo acquisto Baez, l'uruguaiano Baez, arbitra Maresca di Napoli. È quasi tutto pronto, squadra è già in campo. A te Filippo Corsi. Un tiro vantaggiato, il gol del Livorno che è avanti a sorpresa, il primo tiro in porta sul Brescia 0, Livorno 1, di nuovo Crotone. E dunque, come detto nel flash su Crotone, a sorpresa il Livorno si è portato in vantaggio al 21esimo minuto, un bel gol di Daniele Vantaggiato, numero 10 per lui in campionato, ma errore evidente da parte di Colì, evidentemente ancora frastornato per il pacchiano autogol che ha dato il là alla vittoria della Salernitana nel turno precedente con il Brescia. Ebbene, Colì ha servito un assist in pratica di testa, avvantaggiato che non ci ha pensato su, al limite dell'area di rigore di prima intenzione, ha calciato di destro e ha battuto Minelli, pallone che si è insaccato sotto la traversa. Davvero un gran bel gol quello dell'attaccante del Livorno al primo tiro della formazione ospite verso lo specchio della porta avversaria. Avvantaggiato ci aveva provato un minuto prima su calcio di punizione da 30 metri con la barriera che aveva respinto. Vediamo il Brescia con Embalo, tiraccio da parte di Embalo, pallone larghissimo al lato alla sinistra di Pinsoglio. Dunque 1-0 Livorno al 24esimo del primo tempo, la rete di Vantaggiato al 21esimo, linea Cesena. Di rigore ha mirato con il sinistro. Il pareggio del Brescia ha segnato Checo al 25esimo, Brescia 1, Livorno 1, Cesena. È durato solo 4 minuti il vantaggio del Livorno, perché il Brescia ha pareggiato al 25esimo con lo spagnolo ex udinese Checo, che ha risposto, ha avvantaggiato anche ai fini della classifica marcatori. 10 gol a testa per Checo e per Vantaggiato. Bellissima l'azione in velocità in contropiede del Brescia con il cross perfetto dalla sinistra di Mazzitelli. Si è inserito benissimo Checo, che al volo da distanza ravvicinata non ha dato scampo a Pinsoglio. 2 parole su un primo tempo estremamente interessante, che ha visto il dominio del Brescia nei primi 21 minuti, poi a sorpresa è passato in vantaggio il Livorno con il bel gol di Vantaggiato, il 10° per lui in campionato. Reazione immediata del Brescia e gol numero 10 anche per lo spagnolo Checo, che ha ribattuto in rete dopo un assist perfetto di Mazzitelli, intervento al volo con il destro dello spagnolo sotto misura. Da quel momento in poi in pratica il Brescia ha smesso di giocare, è cresciuto sempre di più il Livorno, che ha avuto 2-3 occasioni interessanti, l'ultima delle quali proprio al termine del primo tempo con un tiro da oltre 30 metri di Schiavone, con il pallone che è terminato di pochissimo al lato alla sinistra di Minelli. Nessuna sostituzione effettuata dai 2 allenatori. Ricordiamo che Cristian Panucci, che torna sulla panchina del Livorno dopo l'esonero di Bortolo Muti, sta seguendo il
match dalla tribuna in quanto squalificato. In panchina nel Livorno c'è il suo vice Nicola Tarroni. Siamo al sesto della ripresa, Rigamonti, 1-1 tra Brescia e Livorno. Cesena. Anche una forte protesta da parte delle Bari, tiro cross. Livorno in vantaggio, Jelenic all'11° della ripresa, Brescia 1, Livorno 2, a te Monaco. E dunque Livorno è tornato in vantaggio, come detto poco fa nel flash su Pescara, ha segnato Jelenic, azione molto bella costruita da Vantaggiato e Baez, combinazione tra i due, un rimpallo poi ha favorito Jelenic che con il sinistro ha battuto Minelli che nulla ha potuto, secondo gol in campionato per il centrocampista sloveno, gol pesante, importante e meritato, dobbiamo dire, è quello del Livorno che sta giocando meglio rispetto al Brescia e lo sta facendo dal 25° del primo tempo, dal momento in cui il Brescia è pervenuto al pareggio. Da quel momento la squadra di Boscaglia è letteralmente sparita dal campo. Livorno che è rientrato meglio dagli spogliatoi e si è portato in vantaggio, come detto, all'11° minuto con la rete di Jelenic. Brescia 1, Livorno 2, Cesena. Rispetto al primo tempo giocato in modo lineare dalle due squadre. 3-1 Livorno, ha segnato Borghese, 2-2 per lui perché era andato già in gol al suo esordio contro il Como. Al quarto d'ora della ripresa, Brescia 1, Livorno 3 con il Brescia in 10 uomini. Linea a te. D'accordo, grazie Barchesi. È successo di tutto negli ultimi minuti. Intanto siamo arrivati al 18° della ripresa e il Livorno è in vantaggio per 3-1 sul Brescia. 1-2 micidiale della formazione di Cristian Panucci. Tornata in vantaggio all'11° con Jelenic e poi il 3-1 con Borghese, colpo di testa vincente all'interno dell'area di rigore, secondo gol consecutivo alla seconda presenza con il Livorno da parte del giocatore italo-svizzero nato a Basilea, neoacquisto del Livorno, cresciuto nell'Inter, ma il Brescia è in 10 uomini perché tra i due gol del Livorno è arrivata l'espulsione francamente esagerata a nostro avviso. Seguiamo intanto il Brescia che sta attaccando con Gecko, pallone in mezzo, Borghese e poi Biaggianti allontana il pallone. Biaggianti è entrato in campo al posto di Luci nel Brescia, Dall'Olio per Embalo. Brescia, lo ricordiamo, in 10 uomini perché è stato espulso al 14° Martinelli, rosso diretto per il giocatore svizzero. Diciamo che è stata una decisione esagerata perché l'intervento di Martinelli di spalla nei confronti di Vaiushi è stato sì pesante, falloso, probabilmente da cartellino giallo ma non da rosso. Fatto sta che ci sono state le veementi proteste da parte dei giocatori del Brescia, anche del pubblico. Quelli della tribuna, i tifosi in tribuna se la sono presa con Cristian Panucci che, lo ricordiamo, è squalificato e sta seguendo la partita proprio quasi sotto la nostra postazione. Siamo al 20° della ripresa, il Livorno è in vantaggio sul Brescia per 3-1. Andiamo a Cesena. Ancora per 3 minuti e mezzo. Scusa Bisantis, finale a Brescia, Livorno batte Brescia 3-1, a te.